C'è anche un profilo del partito che è di un certo tipo, troppo identitario, troppo marginale rispetto a larghi strati della società italiana. Ora che non è più deputato, qualche sasso dalla scarpa se lo toglie volentieri, intercettando un malessere che nel Partito Democratico sembra più forte di quello che in realtà appare. Il mal di pancia da dopo voto Rodolfo Viola lo ha esternato con parole dure nell'ultimo direttivo provinciale veneziano del partito, non risparmiando accuse dirette ai vertici. Il poco confortante 21% raccolto in Veneto dimostra che la tanto pubblicizzata campagna elettorale comune per comune è fallita. Specialmente in una regione come il Veneto tu non puoi fare una campagna elettorale l'ultimo mese, tu devi essere credibile dentro la gente. Ora noi lo siamo dentro il corpo elettorale tradizionale di sinistra, ma non lo siamo dentro quel mondo variegato che è rappresentato nel Veneto dalle piccole e medie imprese, le partite IVA. Non abbiamo nemmeno l'alibi dei nomi calati dall'alto, accusa Viola, stavolta abbiamo sbagliato in prima persona. Si mette tra i responsabili l'ex deputato che non ha parole tenere con Laura Puppato e la sua cavalcata tra primarie e Parlamento. È stata candidata a troppe cose in troppo poco tempo. Quando si vogliono creare delle leadership bisogna costruirle nel tempo, favorendone la presa tra i propri concittadini. Adesso deve tifare Bersani perché il paese è in emergenza, ma uno come Viola, che nel 2009 votò Franceschini per la segreteria, non è certo un bersaniano. È evidente che c'è bisogno di una nuova generazione, c'è bisogno di un passaggio in più. Renzi può essere uno di questi, ma ce ne sono tantissimi in giro che possono dare una collaborazione. Forse va sfruttata l'immagine che lui ha creato, certo. Torna a fare il veterinario, oltre che il militante semplice, un messaggio chiaro ai suoi colleghi: i risultati si pagano in prima persona. Vivo della mia professione, sono un veterinario che lavora all'ASP, quindi torno a fare quello e penso che questo possa essere un segnale di inversione, no? Anche questo penso il nostro partito lo debba fare, cioè selezionare la classe dirigente tra i cittadini comuni, come io mi ritengo di essere.